Buonasera e bentrovati all'edizione del nostro telegiornale. I fatti del Friuli occidentale in primo piano. Il focolaio in casa di riposo a Cordenons con 7 positivi tra gli ospiti purché vaccinati desta qualche preoccupazione. Il vicepresidente della struttura ammette che la situazione è sotto controllo ma va approfondita. Intanto sono state sospese le visite e i nuovi ingressi. Resta alta l'attenzione sui casi di Covid emersi in casa di riposo a Cordenons. Dei 102 ospiti, 7 anziani, di cui 5 vaccinati con doppia dose Pfizer, sono risultati positivi. La situazione è assolutamente sotto controllo, i positivi non hanno sintomi rilevanti, quindi la professionalità di tutto il personale è già tutto preparato, è già tecnicamente con DPI e tutto alla massima allerta come sempre. Certo che avere dei vaccinati che risultano essere positivi con la storia delle varianti, queste cose un po' ci fa alzare un attimino, diciamo così, l'attenzione. Questi positivi sono stati messi nell'ala diciamo, di isolamento, logicamente. Ulteriori test al momento certificano che all'ASP Arcobaleno il contagio è fermo a questi numeri. Anche gli operatori sono tutti vaccinati, sospese intanto le visite ai parenti e i nuovi ingressi in struttura. Quando ci sono casi di positività si interrompono tutti i protocolli e le procedure per poter far accedere alla struttura alla lunga lista d'attesa che ancora oggi c'è. Avevamo già chiuso con lockdown la stanza bracci che abbiamo inaugurato da poco, che ha avuto un grandissimo successo. E sulla situazione dell'ASP Arcobaleno e in genere del comune abbiamo sentito anche il sindaco Andrea Delle Vedove. Sindaco, insomma, questa situazione particolare a Cordenons con la quale state facendo i conti. Sì, diciamo che a Cordenons la situazione è sotto controllo, i dati ci danno insomma una situazione abbastanza tranquilla, bisogna essere sempre moderati anche nell'ottimismo, però a parte i casi adesso che sono verificati in casa di riposo, in una casa di riposo dove tutte le norme e le restrizioni erano ancora tenute perfettamente in piedi e ben salde, ci sono stati dei casi anche di persone che erano state vaccinate e che quindi non hanno dei sintomi importantissimi, però sono risultati positivi. In fase precauzionale chiaramente il direttivo e la Presidente con la direttrice hanno adottato tutti gli accorgimenti e quindi noi siamo ottimisti per la gestione anche del futuro. Per quel che riguarda gli aspetti a livello locale, nella nostra sede comunale non abbiamo al momento nessun caso, la situazione è buona, adottiamo chiaramente tutte le prescrizioni per quel che riguarda lo smart working, abbiamo 50-60% dei nostri dipendenti che lavorano da casa, però a livello informatico adesso ci siamo perfettamente attrezzati, lo testimonia anche il fatto che le commissioni, il Consiglio Comunale viene fatto sempre a distanza, per essere sempre molto cauti nella gestione e tutto sommato stiamo gestendo in maniera controllata tutto il percorso. E veniamo ai numeri sul fronte coronavirus. Oggi in Friuli Venezia Giulia su 4.669 tamponi molecolari effettuati sono stati rilevati 206 nuovi contagi con una percentuale di positività del 4,41%. Sono inoltre 2.631 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 241 casi, 9,16%. I decessi registrati sono 14, ai quali se ne aggiunge uno avvenuto il 6 marzo. Uno di questi riguarda il Friuli occidentale. I ricoverati nelle terapie intensive calano a 80, mentre quelli in altri reparti scendono a 671. Numeri comunicati dal vicegovernatore con delega alla salute Riccardo Riccardi. Municipio chiuso per Covid a Polcenigo, dove oltre ad alcuni dipendenti è risultato positivo anche il sindaco Mario Della Toffola. Il Covid entra anche nel municipio di Polcenigo. Dopo alcuni casi tra i dipendenti, 3 nella giornata di ieri, personale e amministratori si sono sottoposti ai test antigenici. Da questi è emersa anche la positività del sindaco Mario Della Toffola, che questa mattina si è sottoposto al tampone molecolare, come da protocollo, per la conferma. L'esito è atteso tra oggi e domani. In via precauzionale sono stati chiusi gli uffici municipali con apposita ordinanza firmata dal vice sindaco Antonio Del Fiol fino a domani e nel contempo saranno effettuate le operazioni di sanificazione da parte di una ditta specializzata. Il primo cittadino fa sapere di avere avuto qualche lieve sintomo negli scorsi giorni, ma di stare bene tutto sommato. Una volta che sarà ultimato lo screening su tutto il personale, esiti alla mano, saranno prese le contromisure in accordo con il Dipartimento di Prevenzione dell'azienda sanitaria del Friuli Occidentale. L'amministrazione fa sapere alla cittadinanza, attraverso
attraverso il proprio sito internet quali sono gli indirizzi di posta elettronica ai quali rivolgersi per pratiche urgenti, nella speranza che a partire da giovedì, almeno parzialmente, l'attività del municipio possa riprendere regolarmente. Sono iniziate oggi nell'ufficio sanitario della Questura di Pordenone le vaccinazioni per la fascia d'età 75-79 anni, previste 90 inoculazioni AstraZeneca in 3 giorni. L'hub vaccinale in questura a Pordenone, allestito all'interno dell'ufficio sanitario e aperto alla popolazione, è operativo. Da oggi, per 3 giorni, 90 persone appartenenti alla fascia d'età 75-79 anni saranno inviate dall'azienda sanitaria del Friuli Occidentale per la somministrazione del vaccino AstraZeneca. Questa nostra attività è un po' la sintesi proprio, no, dell'essere a disposizione del prossimo, sempre con quell'essere al servizio delle persone, soprattutto in un periodo delicato e complesso come quello che stiamo attraversando, dove l'esigenza è di mettere in sicurezza il maggior numero possibile di persone, quindi nel nostro piccolo diamo anche il nostro contributo attraverso il dirigente dell'ufficio sanitario, la dottoressa Maria Chiarelli, e le 2 infermiere. Nelle 2 postazioni di vaccinazione allestite, il questore Marco Dorisio ha ricevuto e ha assistito alla vaccinazione di alcuni anziani, tra cui una 76enne residente a Chions, arrivata in questura accompagnata dal marito, la prima a essere vaccinata. 30 vaccinazioni al giorno, siamo in 2 medici che stiamo vaccinando insieme a 2 infermieri. Insomma, nel nostro piccolo cerchiamo di dare il massimo per la nostra comunità. Per gli anziani un'ottima opportunità per proteggere se stessi e gli altri. Ieri sera pomeriggio mi hanno detto ok, abbiamo spostato la tua vaccinazione e quella di tua moglie all'hub della questura di Pordenone. Ho detto benissimo, perché così abbiamo 4 giorni di pericolo che scampiamo, insomma, ecco, perché in sostanza l'attesa è sempre una cosa che consuma, no? Per cui abbiamo detto così. Bene comunque, bene, ho trovato un ottimo ambiente con servizi eccezionali. Sono un ex caporeparto dei Vigili del Fuoco e ho avuto piacere di venire qui perché insomma quasi quasi mi sento a casa mia. Ed è stato vaccinato anche il figlio qui? Sì, anche mio figlio che è Vigile del Fuoco è stato vaccinato qui 15-20 giorni fa. Adesso è contento, si sente un po' più protetto? Certo, a dire la verità anche io non vedevo l'ora di essere vaccinato perché un po' come tutti. Il polo vaccinale di San Vito al Tagliamento, con sede in via Pietro Angelo Cristofoli a Ligugnana, aprirà giovedì 1 aprile. Le vaccinazioni per la fascia 75-79 anni e le categorie fragili inizieranno alle 8:45 e proseguiranno fino alle 19:45. Si ipotizza che si potranno eseguire circa 850 vaccinazioni al giorno per 2 giorni a settimana. I giorni a regime del centro vaccinale gestito da ASFO e Comune sono il mercoledì e il giovedì. Passiamo alla cronaca. Un pacco sospetto ha allarmato un corriere che ha avvisato i carabinieri di Pordenone. All'interno c'era marijuana destinata a un 22enne che in casa coltivava piante di cannabis. Il giovane è stato arrestato. La droga arrivava con il corriere, ignaro di tutto, a casa di un 22enne pordenonese già noto alle forze dell'ordine. Il fattorino che doveva consegnare il pacco, però, insospettitosi dopo una telefonata con il destinatario della merce, ha avvisato i carabinieri. I militari del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Pordenone hanno aperto il plico, trovando all'interno 165 grammi di marijuana. Risaliti al destinatario del pacco, hanno anche proceduto a una perquisizione domiciliare, rinvenendo all'interno dell'abitazione ulteriori 250 grammi di marijuana, un bilancino di precisione e altro materiale destinato al confezionamento dello stupefacente. Inoltre, nella camera da letto del giovane è stata trovata una serra a tessuto riflettente, completa di 2 lampade a LED, di una ventola per l'aerazione e di termostato, all'interno della quale stavano crescendo 4 piantine di cannabis alte mezzo metro. In considerazione del quantitativo di stupefacente sequestrato, complessivamente oltre 400 grammi di marijuana, e della coltivazione in atto presso la sua abitazione, nonché del materiale necessario al confezionamento di dosi, il 22enne è stato arrestato. Nell'udienza di convalida, il GIP di Pordenone ha convalidato l'arresto, applicando per il ragazzo la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Nella giornata di ieri i carabinieri di Pordenone hanno svolto un servizio straordinario con il supporto dell'elicottero dei carabinieri proveniente dall'Eli Nucleo di Belluno e di 2 unità cinofile del Nucleo Cinofili di Torreglia.
Il servizio si è articolato con un dispositivo di controllo ad Azzano Decimo, lungo la strada regionale 251, e una successiva attività di ricognizione aerea sul territorio del Pordenonese. L'attività ha permesso di controllare oltre 50 veicoli e altrettanti soggetti. Nessuna irregolarità è emersa in materia di immigrazione e sono state acquisite le varie autocertificazioni in possesso degli utenti controllati, volte a giustificare gli spostamenti, le quali attualmente sono in fase di controllo e verifica da parte della sezione radiomobile degli uomini dell'Arma. Ancora cronaca, aveva conseguito la patente da soli 2 giorni quando, con la sua auto, che si è anche incendiata, è finito fuori strada. Ma alla base dell'incidente, in via Battisti a Cordenons, c'era l'assunzione di cocaina e cannabis, come confermato dalle analisi. Per questo un trentenne di Spilimbergo è stato indagato dalla polizia locale di Pordenone Cordenons per guida sotto l'effetto di stupefacenti. All'uomo, che si è giustificato dicendo che stava provando l'auto, sono state comminate anche diverse sanzioni, compresa la violazione delle normative anti-Covid, in quanto trovato fuori comune senza giustificato motivo. I fatti sono stati ricostruiti dagli agenti della municipale, dopo che l'auto in fiamme era stata segnalata a bordo strada, dove era finita su un fianco, probabilmente per una curva imboccata a forte velocità. Il guidatore è stato soccorso dal 118 e portato al pronto soccorso di Pordenone, mentre i vigili del fuoco hanno spento l'incendio. La prefettura è stata informata per la sospensione cautelare della patente di guida. E un incidente alle 10 di questa mattina si è verificato a Puia di Prata, in via Eroi del Piave. Un'utilitaria condotta da un'anziana è uscita dalla sede stradale andando a finire nel fossato. La conducente, al momento dell'arrivo dei vigili del fuoco, si trovava all'interno della vettura, impossibilitata ad uscire autonomamente. I pompieri, dopo aver messo in sicurezza il mezzo, stabilizzandolo, hanno prestato le prime cure alla malcapitata e successivamente collaborato con il personale sanitario all'estricazione tramite barella spinale. L'anziana è stata portata con l'elicottero all'ospedale di Udine. Sul posto anche i carabinieri di Sacile. Per questa sera è tutto, dopo di noi il meglio dello scrigno con Daniele Paroni. L'appuntamento con il telegiornale di Pordenone ritorna domani alle 20:45. Grazie per essere stati con noi. Buona serata.